Prende il via il progetto di valorizzazione dell'ex tenuta Burgstaller, ex caserma Montecimone di Banne. L'Agenzia del Demanio, Comune di Trieste e Regione Friuli Venezia Giulia hanno firmato un protocollo d'intesa che avvia il percorso di rigenerazione di uno dei più importanti compendi immobiliari pubblici del territorio. L'area si estende su 51 ettari, 17 saranno interessati da interventi di rifunzionalizzazione, mentre i restanti 34 ettari di bosco saranno tutelati e valorizzati nel rispetto delle caratteristiche naturalistiche. L'obiettivo è individuare nuove funzioni capaci di coniugare tutela del patrimonio storico, sostenibilità e sviluppo. Per questo motivo, tra le ipotesi illustrate oggi, emergono possibili progetti su un polo residenziale, uno sportivo o un'area affine alle attività di ricerca. Il tavolo tecnico deve essere insediato, entro 30 giorni dalla firma di questo protocollo verrà insediato e verranno sentiti anche molti gli stakeholder, soprattutto le istituzioni, le università, le aree di ricerca, i cittadini anche della zona, perché vogliamo far sì che quello diventi un polmone importante per la città. Oltre al fatto che c'è una carenza per esempio di abitazioni, pensiamo che con la strada che ha preso Trieste del turismo molti cittadini hanno problemi per esempio dal punto di vista di abitazione. Penso a chi magari voglia venire a fare l'infermiere al Cattinare e non trova, magari venendo da altri posti, non trova il posto dove abitare. L'iniziativa si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione del patrimonio pubblico della città, per cui le istituzioni tirano in mezzo anche i privati, attraverso l'utilizzo dello strumento del project financing. Innanzitutto cose legate allo sport, poi naturalmente abitazioni che abbiamo bisogno, come diceva Caleri, abbiamo bisogno di spazi per le abitazioni, per cui insomma 51 ettari in mezzo in quel posto bellissimo, perché è un posto bellissimo, credo che meritano attenzione.